Inizia questo lunedì la terza settimana di preparazione della rosa dei calciatori del Gigante. Si sono evidenziati dei progressi sostanziali sia in tenuta fisica che tecnica, ma c'è ancora molto da lavorare in attesa che tutti i nuovi aggregati possano recuperare il tempo perduto e quindi allinearsi al resto del gruppo. Ma la scorsa settimana è stata arricchita da un ulteriore colpo di mercato, per certi versi inatteso. Ha firmato per l'Agragas il difensore Marco Rossi, difensore classe 1987, ex Parma, poi Bari, Cesena, sempre nella massima serie, e poi di Perugia, Varese e Reggina in Serie B. Un Agragas dunque ambizioso, che in occasione della recentissima conferenza stampa ha presentato dei progetti, oltre che calcistici, e anche quelle dello sport in genere, con attenzione particolare rivolta nei confronti della solidarietà e dei disagiati. Nei dettagli si sono soffermati il vicepresidente Carmelo Callari, la club manager Giovanna Chimento e il DG Graziano Strano. E non finisce qui, ha dichiarato lo stesso patron del club, alludendo ad altre iniziative e sorprese dell'ultima ora. L'ultima notizia riguarda il lavoro congiunto con i cugini del San Giovanni Gemini e vinto dai ragazzi di Marco Coppa con il risultato di 8-0. Ed ora spazio alle interviste e anche a riguardare le reti segnate dal Gigante in questa prima uscita stagionale. Mister Marco Coppa, primo test amichevole della stagione per l'Agragas in casa contro il San Giovanni Gemini, vittoria ovviamente netta per i biancoazzurri. Le cose buone e quelle meno buone viste oggi? Ce ne sono tante buone, devo dire la verità, soprattutto nella prima frazione di gioco. Poi sicuramente ci sono tantissime cose da sistemare, ma siamo ancora all'inizio, per cui abbiamo la fortuna di avere un po' di tempo davanti prima delle prime partite ufficiali per sistemare alcune cose che vanno sistemate, perché sicuramente non possiamo essere ancora nelle migliori condizioni sia da un punto di vista atletico ma anche tattico. In grande evidenza i giovani. E questa è una cosa che mi fa grande piacere, perché i giovani in una squadra come una rosa della Serie D, dove sappiamo che metà della rosa devono essere almeno giovani, under, speriamo di averle sempre di qualità, e oggi hanno dato una grande risposta, devo dire, tutti, 2004, 2005, tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno dato una grande risposta, e questo per me è veramente importante, perché, ripeto, conosciamo l'importanza degli under in una squadra di Serie D. Direttore Cammarata, primo test amichevole dell'Agragas in casa contro il San Giovanni Gemini, vittoria netta per i biancoazzurri. Che Agragas ha visto? No, ma al di là del risultato, che conta poco, logicamente si è vista una squadra giustamente che ancora ha dei carichi di lavoro importanti nelle gambe, e onestamente sia io che Santo che il mister volevamo vedere all'opera i giovani. Devo dire che ci hanno soddisfatto abbastanza, vuol dire che non dobbiamo cercare in maniera spasmodica ancora qualche juniores, perché quelli che avevamo preso sì li conoscevamo, ma oggi li abbiamo visti per la prima volta in una partita, non dico vera, ma a tutto campo, però devo dire che la squadra si è comportata bene, si inizia a vedere un po' la mano del mister Coppa, ma siamo solamente alla prima, dopo 10 giorni di lavoro, si iniziano a prendere le misure dentro il campo. Daremo la caratteristica particolare di questo inizio di campionato. Il presidente Deni ha dato delle impronte e spetta a noi portarle avanti, in quanto la società e il gruppo dirigenziale è così ben fornito e così forte da portare ad arrivare agli obiettivi che l'Agragas quest'anno si prefigge. Ci apprestiamo a fare questo campionato semiprofessionistico e vogliamo dare quest'anno, come non mai, un'impronta diversa alla società Agragas. L'Agragas non è solo lo sport o il calcio, l'Agragas vuole essere anche presente all'intera cittadinanza nei vari valori che prefigge l'uomo, cioè nel sociale, nell'integrazione. Si proietta, grazie a questa nuova idea di portare avanti nuove progettualità che non siano solo sportive, appunto perché la dirigenza è così ben fornita
di intelligenze che possono portare avanti e realizzare gli obiettivi che quest'anno l'Agragas vuole portare a compimento. Quindi va bene il calcio, quindi va bene lo sport, quindi va bene l'intera cittadinanza che si avvicina a questa attività sportiva, ma vuole essere lo sport solo il frontman dell'Agragas. L'Agragas vuole portare avanti altre opere, altre interessanti iniziative per coinvolgere tutti coloro che non sono fortunati come noi, coinvolgere quelle cooperative che hanno al loro interno dei giovani sfortunati, affinché sia un Agragas globale. Per cui passo la parola a coloro che hanno questi ruoli da portare avanti nell'interesse di tutti quanti. Allora, noi come Agragas quest'anno vogliamo portare avanti dei progetti per cercare di aiutare le persone meno bisognose. Noi abbiamo firmato una lettera di intento con l'Associazione dei Volontari di Strada, che tutti conosciamo, un'associazione che si occupa di aiutare le persone meno abbienti, le persone che hanno problemi economici, condizioni sanitarie precarie, e questa associazione ad oggi aiuta 300 famiglie con un numero circa di 1050 persone da aiutare ad oggi. Noi come Agragas vogliamo iniziare a cercare di creare delle soluzioni, cercare di creare dei progetti per aiutare queste persone. Abbiamo firmato una lettera di intento con la cooperativa sociale Il Delfino, che è una cooperativa che si occupa di aiutare dei minori che sono non accompagnati. Abbiamo firmato questa lettera di intento perché noi come Agragas abbiamo preso un accordo di aiutare l'associazione e di integrare questi ragazzi. Questo praticamente li aiuteremo a farli allenare nel nostro settore giovanile per un numero di 8 ragazzi alla settimana, e intanto cercare di integrarli, perché quello che interessa a noi è integrare questi ragazzi nel sociale. Il vicepresidente Cagliari ha dato una chiosa su quello che vuole fare l'Agragas quest'anno. Dietro le mie spalle non sono guardie del corpo, ma sono delle persone che sono state scelte minuziosamente dal patron Cagliari e Deni, e hanno formattato questo management. Alla mia sinistra c'è il nostro social media manager che è Nando Fasone, dietro il vicepresidente Cagliari c'è Gianmarco Puglisi che sarà il responsabile della nostra Academy, e dietro di me c'è il buon Peppe Lopresti che, al di là dell'aver portato e supportato le trattative con il buon Santorusso, Giama, Morimoto e Litteri, è il nostro responsabile dell'area scouting. Premesso questo, oggi l'intento, la voce del presidente Deni siamo diventati noi ufficialmente. Lui preferisce muovere naturalmente le fila dal remoto, quindi ci dà delle mansioni molto importanti, perché in questo momento rappresentiamo la città e rappresentiamo il progetto del padron Deni.